Eccoci con Luigi Trevisiol, assessore conteso e tra virgolette dissidente. Questa sera qualcuno magari si aspettava la sua nomina o comunque la nomina del vice sindaco, però forse non era l'atmosfera giusta questa sera e più di qualcuno, anzi tutti quelli che ho sentito, hanno detto che un consiglio comunale così a San Donà non è mai successo. C'è stata una manifestazione di molti cittadini, commercianti per ciò che riguarda la chiusura di una parte del centro. Lei come considera quello che è successo stasera e qual è la sua poi posizione, visto che è un po' contestato? Sì, volevo precisare due cose. Io non mi sento per niente dissidente. Io un anno fa ho fatto un accordo con la lista Civica di adesione a un progetto condiviso con Andrea Cereser e io lo sto portando avanti. Probabilmente i dissidenti sono altri, sono quelli che avevano chiesto le mie, diciamo così, dimissioni e io non ho aderito proprio perché non mi sento assolutamente dissidente, ma mi sento in linea con l'impegno che mi sono preso un anno fa. Per quanto riguarda la nomina di vice sindaco non ne abbiamo parlato. Di fatto lo sono perché sono l'assessore anziano. Purtroppo sono l'assessore più anziano della giunta e dunque mi spetta per diritto, però non ne abbiamo ancora parlato, ci prendiamo un po' di tempo. Per quello che è successo stasera, io penso da un lato che abbiamo fatto chiarezza per quanto riguarda l'aspetto politico, perché i miei, io dico amici di Sieni Civica, finalmente hanno scelto di stare all'opposizione e questo è evidente da questa sera dopo la loro uscita dalla sala. Per quel che riguarda invece la domanda che mi diceva sulla protesta, diciamo, dei commercianti, effettivamente è un problema della penalizzazione che va avanti da un po' di mesi. Il confronto c'è, secondo me, ci sia una parte dei cittadini, perché io ricordo a tutti che il centro cittadino non è solo dei commercianti, ma è di tutti i cittadini. Noi abbiamo tantissima gente che ci viene a dire continuate, che va bene così, anzi migliorate. Allora io da questi concittadini, perché anche loro sono concittadini, mi piacerebbe, è un atteggiamento più costruttivo più che un atteggiamento solamente di ribellione e di rifiuto. Noi non ce l'abbiamo i commercianti, noi, e guardi che sono 12 anni che si parla di penalizzazione del centro, noi sono un anno che abbiamo un confronto e che vorremmo migliorare. Ve l'aspettavate una manifestazione così questa sera o è una sorpresa anche per voi? No, ci avevano avvisato che sarebbero venuti a protestare. Sinceramente non pensavo in questo numero, io pensavo un po' meno, devo dire la verità, però ci avevano avvisato che sarebbero venuti con una forma di protesta in Consiglio Comunale. Io ho letto delle sue dichiarazioni sulla lista Scegli Civica dove è stato espulso, che lei diceva che essendo una civica non può essere espulso. Perfetto, io non sono stato espulso. Allora, io e Leo Oliviero siamo diciamo così, i fondatori, uso questo termine, della lista Scelta Civica, dove l'accordo chiaro era di un appoggio, non a caso ci chiamiamo Scegli Civica con Andrea Cereser sindaco. Dunque più chiarezza di così è stato, e mi è dispiaciuto, è stato Leo Oliviero a porsi fuori da questa esperienza. Poi se loro, poi quando parliamo di lista civica erano 7-8 persone, di 2200 voti che abbiamo presi, una buona parte sono anche sicuramente merito mio e dei miei amici che erano in lista con me. Dunque io quando ho detto non mi sento espulso, perché per me l'esperienza di scelta civica è finita, adesso non esiste più Scegli Civica, esiste Leo Oliviero e i suoi amici. Io l'ho chiamato così, anzi l'ho chiamata in modo ironico sciolta civica, non so se l'hai letto. Ho letto questa ironia. Sì, è un po' ironica. Ripeto, io con loro anche mantengo un buon rapporto, è chiaro che a livello politico abbiamo due modi di vedere le cose. E Leo è l'accusa che io più grande, il sindaco è troppo buono certe volte. Però tornando sull'aspetto politico, quello che è successo stasera io non l'ho ben capito, perché Scegli Civica è stata un po' sibillina, non si è capito se ha abbandonato veramente la maggioranza, ha messo un se, in pratica un forse. Ma io più che le parole io vedo i fatti. I fatti questa sera hanno dimostrato che ormai hanno fatto una scelta di andare all'opposizione uscendo dall'aula. Noi abbiamo questa sera una delibera importante sul bilancio e loro se ne sono andati. Questi sono i fatti che contano, non le parole della capogruppo che solamente parole per mettersi in mostra. Allora,
la minoranza c'è rimasto... È rimasto Luca Marusso e Enrico Fingolo, due consigli, secondo me seriamente hanno mantenuto, perché hanno detto, loro hanno sempre dichiarato fin dall'inizio, noi voteremo, noi siamo minoranza, però sulle delibere giuste noi potremo anche votare a favore. Secondo me stanno dimostrando un atteggiamento positivo, mentre non ho capito perché il gruppo, i due della Zaccariotto, i tre di Forza Italia se ne siano andati. Noi, la maggioranza adesso siamo sicuramente in 13, su 25 la maggioranza c'è. Sì, io ho intervistato sia la Zaccariotto, Fogliani e anche Leo, e non era concordata questa uscita, è stata l'evoluzione delle cose che, diciamo così, che poi ha spinto a questa decisione. Non lo so, ma a me non lo so, anche l'altra volta hanno fatto questa uscita. Per me rifiutare il confronto non mi sembra molto democratico. Sempre sbagliato, parlare fa sempre confronto. Si stava lì a parlare, probabilmente sull'avanzo di bilancio che andiamo a provare stasera non avevano molto da dire, o forse non avevano nulla da contestare, visto che bisogna sempre contestare. E lì c'è stato un bel botta e risposta tra il sindaco e la Zaccariotto, perché a fronte dei 12 milioni di euro di avanzo che ha detto, il sindaco ha ribattuto patto di stabilità, mancanza di trasferimenti, però anche ha detto che si è perse le puntate precedenti, perciò le frecciatine ci sono state. 12 milioni sono sulla carta, perché adesso non posso spiegare, però 12 milioni a livello di bilancio, però poi si lavora per competenza di cassa, e poi di quei 12 milioni 6 milioni rotti sono vincolati per la discarica e non si possono toccare. Degli altri 6 milioni, adesso vado più o meno a memoria, e 3 milioni rotti sono vincolati per stipendi e altre cose, quello che rimaneva sono circa 2 milioni, però non li abbiamo in cassa. Io poi provengo anche dalla maggioranza. Una delle cose che ho contestato, è chiaro, l'ho sempre detto, è stata proprio la spesa pazza del teatro. Io dico pazza perché il teatro a tutti piacerà, però aver speso tutti quei soldi ci ha dissanguato per la futura generazione. Da cittadino sono rimasto un po' sorpreso sulla spesa, la sommatoria tra piazza e teatro, che è una cifra importante. A me piace fare questo paragone, ho fatto tutti i sacrifici di questo mondo, mi sono comprato una bella Ferrari, perché noi avremo una Ferrari tra un po', però adesso non abbiamo i soldi per fare il pieno, per pagare l'assicurazione, e devo dire che siamo molto preoccupati per la futura gestione del teatro. Ripeto, avremo un bellissimo teatro. Allora facciamo proprio una battuta conclusiva. Possiamo dire che l'80% sarà lei il prossimo vice sindaco? Luigi Trevisol? Guardi, posso dire che lei lo è già per il regolamento adesso, perché se mancasse il sindaco... No, io ritengo, ecco, non so chi lo farà, sinceramente non dico che non mi interessa, perché è un ruolo importante, ci mancherebbe anche l'esperienza, no? Beh, l'esperienza c'è, ripeto, sono il più vecchio della giunta, ho 56 anni, dunque potrei anche farlo, penso. Diciamo che ritengo, questo sì ritengo, a me piacerebbe, lo dico, che la mia componente è un po' più limitata adesso, un po' più debole, però mantenesse un ruolo importante in questa giunta. Cioè, penso che è difficile che lo dica io, perché sono... Però può dirci i tempi, fra quanto verrà... Ma noi adesso ci siamo presi luglio, agosto di ferie, nel senso perciò è rimandato secondo me, a settembre? Può essere no, i primi di settembre sicuramente decideremo il consigliere, l'assessore mancante e anche chi avrà il ruolo di vice sindaco. Bene, allora io ringrazio l'assessore Luigi Trevisol e buon lavoro. Grazie.